Sì, allora, da dire che l'impianto, una parte è stato fatto sulla facciata per sfruttare il sole basso durante l'inverno e una parte è stato fatto sul tetto. La particolare configurazione dell'impianto in verticale fa sì che durante l'inverno noi abbiamo la possibilità, indipendentemente da quello che è poi la condizione meteo, di avere energia per tutti i nostri sistemi. Siccome l'energia consumano un determinato tipo di, una quantità di energia, qua riusciamo a sopperire anche nel periodo invernale a questa problematica. Un progetto innovativo che nasce alcuni anni fa in America, dove sta avendo un grandissimo successo, e noi siamo la prima realtà in Italia che ha una rete così estesa con un progetto concreto calata sul territorio. La rete si estende nei 10 comuni, prossimo 11 comuni qua delle Prealpi Trevigiani, però attualmente è estesa anche a Pederobba e a Montebelluna, al COM di Montebelluna, dunque destra e sinistra Piave, che sono le due aree che fondamentalmente hanno più problemi dal punto di vista sia come dire, con i problemi del tempo, gli eventi meteo, ma anche perché siamo in una zona sismica particolarmente pericolosa. Di conseguenza questa rete è stata studiata, è stata realizzata proprio per superare queste cose, e questo sistema, questo impianto fotovoltaico ci garantisce l'energia, visto che qua ci sono i server, ci sono tutte le cose importanti, ci permette di avere l'autonomia per diversi giorni e supportare i sindaci, il territorio. E da non dimenticare, faccio un po' pubblicità per la mia associazione, abbiamo 2 webcam che molti conoscono, si parla di 50.000 visualizzazioni l'anno, che lavorano. Una lavora 24 ore al giorno ogni quarto d'ora delle immagini, soprattutto quelle notturne sono stupende perché guarda la vallata, guarda la pianura, e la seconda invece riguarda, diciamo, quello che è il piazzale, ed è apprezzabile in inverno perché qua la neve è particolarmente alta. Ma penso che più contento del sottoscritto non ci sia nessuno. So le battaglie e le corse che ho fatto per avere questo territorio, per darlo a tutti i cittadini di tutto il Veneto e non solo per quelli di Fregona, solo aiuto che mi è stato dato dal governatore Zaia, da Tony Gare e da qualche altro, e anche l'avversità di tante persone. Però finalmente questo è nostro e lo vedo crescere ogni giorno. Questa è la soddisfazione più grande. La cosa, la validità di questo impianto e il sostegno che dobbiamo dare a questo impianto si basa appunto sulle situazioni di emergenza, perché il loro lavoro i radioamatori lo fanno lo stesso, per l'amor di Dio, e quindi però dobbiamo premiare appunto il loro impegno che ci mettono, perché mantenere un sistema in questo posto non è facile, perché d'estate è anche bello, come oggi è una giornata spettacolare, però d'inverno i problemi sono altri, e difatti sono stati posizionati in questa posizione i pannelli fotovoltaici in modo che d'inverno, che quando c'è neve, questi qua possano produrre energia in ugual modo. Beh, per noi è importantissimo perché garantiamo l'efficienza ai fini della protezione civile, della sicurezza del nostro territorio, visto che anche ultimamente abbiamo avuto grossi problemi, soprattutto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre scorso, di un'alluvione praticamente che ha interessato soprattutto il nostro territorio di Fregona. Abbiamo fatto un'analisi dei danni tra privati e danni a livello pubblico di oltre 2 milioni di euro, e in particolare anche il nostro sito delle Grotte del Caglieron, che ha subito grossi danni, e quindi per noi questo ai fini della prevenzione anche e dell'assistenza radio per noi è molto importante. Ci teniamo particolarmente a questo tipo di supporto, proprio perché aiutare ad aiutarci e mettere insieme chiaramente tutte questo volontariato che riesce ad essere veramente significativo e anche importante nei momenti che servono. Sappiamo e speriamo che questo non avvenga nei prossimi anni, ma i momenti di emergenza sono molto pericolosi, ma soprattutto possono essere forieri di grandi danni e soprattutto di disagio per la popolazione. La presenza forte ma anche strutturata come i volontari di radioamatori aiuterà certamente e soprattutto metterà in sicurezza anche il nostro territorio per come dire, comunicare anche in quei momenti particolari.